compagno della sua potenza, perché ha realizzato il miglior tempo col tempo di 51,50. Quindi è un avvertimento a Gullo Giovanni, che abbiamo detto che è l'atleta emergente della nazionale azzurra, ormai è un punto di diamante della nazionale azzurra, perché va a scalzare tutti i vecchi della situazione, a partire da Piller Potter, che passa in second'ordine di Centa, anche lui ormai un vecchio della situazione, YouTube e poi domani tanti altri, ed si presenta come il leader della nazionale azzurra, Gullo Giovanni con numero 4. Il tutto Glauco col numero 2, guardate che è un atleta eccezionale, l'anno scorso ha vinto alla grande davanti a campioni come Santos Fabio, come Bonaldi Sergio, come ancora tutti, Zini, si può dire che è cresciuto nello ciclallef? Si può dire che è cresciuto nello ciclallef? Come l'atleta da battere, e quindi una finale davvero proprio al centesimo di secondo, vogliamo sperare proprio fino all'ultimo momento, Pizzuto Glauco con numero 2. E allora, siete pronti ragazzi per questa finale? Guardiamo che si aggiudicherà il 7° trofeo Radici, categoria assoluta. Pronti? Via! Partiti, guardate la grinta, e alla prima curva, già in testa Pizzuto Glauco. Guardiamo se Gullo Giovanni riesce a ribaltare la situazione, 60 centesimi di vantaggio, 60 centesimi di vantaggio, e guardiamo però c'è un grande recupero di Gullo Giovanni, e infatti attenzione, 80 centesimi invece, 80 centesimi, attenzione al peccato, Glauco. si incandela e perde l'occasione della vittoria, e infatti eccola che passa il rallentatore all'ultima curva, e sempre Pizzuto Glauco in testa, e Sulle braccia, che va a vincere col tempo di 51,11. Ora il miglior tempo ancora